Ciao amici, nel video di oggi, un vlog natalizio, vi porterò a vedere i presepi di strada della Carnia. Ho realizzato lo scorso anno un video simile con i presepi che ho incontrato nel corso dei miei allenamenti. Vi lascio il link in descrizione, così potete fare il confronto tra quelli nuovi di quest'anno, tra quelli che non vi ho mostrato quest'anno ma che vi ho fatto vedere lo scorso anno, e tra gli stessi che vi mostrerò anche quest'anno, per scovare le differenze rispetto ai presepi degli anni scorsi. Partiamo! Troveremo qualche presepe in questo antico borgo medievale. Ed eccoci a Venzone, non sapevo se avrei trovato qualcosa, fortunatamente c'è un presepe molto grande e mi sembra anche molto bello. Andiamo a vederlo. Come avete visto è molto bello. Continuiamo il nostro viaggio. E adesso siamo a Portis Nuovo. Adesso a Portis Nuovo ho visto che intanto lì c'è un Babbo Natale, ma laggiù c'è un bel presepe e quello ve lo posso inquadrare da vicino, quindi ve lo faccio vedere. Come potete sentire dalle campane a mezzogiorno, adesso vi farò vedere il presepe. E laggiù in lontananza ci sono i Re Magi che stanno arrivando. Qui siamo a Carnia, speravo di trovarci un presepe, invece troviamo solo l'albero di Natale. Molto simpatiche le decorazioni. Continuiamo il nostro giro. Eccoci ad Amaro, lo scorso anno il presepe era stato allestito lì, ma come vedete è pieno di neve, quindi hanno pensato di farne uno un po' più piccolo e di metterlo qua. Adesso, se non cado, ve lo faccio vedere. Le statuine credo fatte in cartapesta oppure in DAS, non capisco, e qui c'è l'albero di Natale. E qui c'è una nicchia nel muro, è stata addobbata in questo modo.
E come lo scorso anno non potevo non far tappa per vedere i presepi di strada alla chiesa di San Rocco a Cavazzo Carnico. Ecco il presepe. Molto carino, c'è il sole molto forte, molto luminoso, le figure sono accese, spero che si riesca a vedere. Bene, proseguiamo. Qui siamo all'esterno della chiesa di Santa Caterina a Tolmezzo. Vediamo i lavori realizzati dai bambini delle scuole dell'infanzia De Marchi e Caretti di Tolmezzo. E questo è il presepe del comune di Tolmezzo. E già che siamo, andiamo a vedere l'albero dei desideri. E questo è l'originale presepe situato all'interno del museo di Tolmezzo, di Palazzo Campeis. Osserviamolo. Come vedete, ogni statua è stata realizzata grazie alla collaborazione di un comune diverso. Un'idea molto originale, come vedete per terra sotto ogni statua ci sono dei faretti, quindi provate a immaginarvi l'effetto di notte. Non so se riuscirò a passare qui di notte, comunque se riuscirò con l'oscurità vedrò di realizzare qualche video, qualche scatto e poi ve lo farò vedere. Siamo a Villa Santina e questo è il presepe. Mi sembra simile a quello dell'altro anno, magari l'altro anno non c'era la neve, quest'anno c'è la bellezza della neve. E qui siamo ad Enemonzo, ecco una originale natività in legno, opera di due artisti locali, Sergio De Prato e Roberto Pessotto. Qui siamo in comune di Paluzza, non ho trovato un vero e proprio presepe, non so se per caso mi è sfuggito, però in piazza c'è questa raccolta, chiamiamola così, di sculture, si intitola Realtà e Fantasia e sono delle leggende, dei racconti popolari. Adesso non li sto a leggere uno per uno, ma ce ne sono vari che non conosco, ma c'è uno, quello del mitico Fischiosauro, un giorno magari vi racconterò questa leggenda.
Amici, questo presepe l'ho scoperto lo scorso anno per caso durante i miei giri in bici e adesso ve lo faccio vedere. Guardate anche la cornice dell'ambiente dove è inserito. Guardate che bello, con le palline, le stalattiti di ghiaccio. Veramente molto suggestivo. Ed eccoci a Sutri, ho il sole un po' contro, non so se riesco a farvi vedere questo presepe in legno, comunque è molto bello. E qui siamo a Caneva di Tolmezzo, all'esterno della chiesa di San Nicolò. Guardate che bello che è questo albero. È interamente cucito a mano, sotto ci deve essere una specie di struttura, c'è una struttura in ferro, adesso ve la faccio vedere. Spero di averla inquadrata bene perché non vedevo quello che inquadravo, e su questa struttura è stato calzato questo vero e proprio guanto, chiamiamolo così, perché è tutto un pezzo che è stato infilato su questa struttura. Ve lo faccio vedere nei particolari perché merita. Magari a chi non è di Tolmezzo e dei dintorni questa bandiera italiana non dice niente. Adesso vi faccio vedere perché qua dietro adesso ci sono delle case, c'è un monte e su quel monte c'è proprio una bandiera italiana. Quindi immagino che queste montagne riproducano il paesaggio della Carnia. E questi sono sicuramente il Monte Mariana sullo sfondo, in primo piano quello verde lo Strabut e sotto quel trattino nero il ponte di Caneva. E sui muri di alcune case qua intorno ci sono dei lavori all'uncinetto che richiamano la natività. Bene amici, grazie per avermi seguito anche in questo video, spero ti sia piaciuto e oggi posso dire, per esempio di strada, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.